Tessuti pregiati, pellami, ricami, stoffe. Première Vision, storica fiera del settore moda, in scena a Parigi per una 3 giorni da poco conclusa. Richiamo a livello mondiale per i marchi fashion più importanti, presenti 23 imprese venete in 4 padiglioni fieristici. Tutte le volte che diciamo che la nostra azienda è in provincia di Venezia, comunque il cliente ne è sempre stupito ed è contento, insomma. Quindi non solo made in Italy, ma anche made per noi in Venice. Punti di diamante, simboli di innovazione e qualità supportate dal sistema camerale di Treviso, Belluno, Dolomiti, Venezia, Padova, Rovigo, Confartigianato, Imprese Veneto. Immancabile, come sempre, lo stand della Regione del Veneto e lo staff di Venice Promex per la promozione del territorio e delle eccellenze regionali. Ritengo che l'aiuto dello stand Veneto qui alla fiera di Première Vision sia molto importante, in quanto permette a noi aziende del territorio di avere una presenza fisica in zona e un supporto che ci permetta di espanderci meglio in questo mercato francese, che sicuramente è uno dei più importanti nel settore moda. È importantissima perché noi piccoli artigiani avere un supporto, una copertura è una garanzia, diciamo, per noi. Première Vision, volano con eventi, incontri settoriali, tendenze e sfide per la sostenibilità dei prodotti. Una 3 giorni impegnativa, ma solo toccando con mano si riesce a comprendere la differenza tra artigianato e produzione industriale. Molto interessante perché sono arrivati molti brand internazionali e molto conosciuti, ma che non erano nostri clienti, e siamo molto felici di poterci incontrare perché non avrebbero avuto altri modi di venire a conoscenza della nostra azienda se non di incontrarci qui in fiera. Stanchezza, ma soprattutto soddisfazione sul volto degli imprenditori veneti durante il brindisi finale, organizzato e offerto dallo stand regionale. Bella iniziativa, networking oggigiorno è sempre importante, anche magari tra settori diversi o vicini, e si possono comunque sempre condividere le sfide di oggigiorno in industrie sempre più che richiedono sempre più innovazione, cambiamenti. Questo è un momento proprio per interscambiare idee e anche e soprattutto investimenti nuovi per nuovi mercati, sicuramente a livello industriale. La promessa è quella di ritrovarsi per un'altra edizione, ancora insieme alla conquista del mercato internazionale, grazie ai prodotti unici made in Veneto.